Stiamo eseguendo i lavori di rizollatura presso lo stadio Euganeo di Padova. L'operazione consiste di 3 fasi principali. La prima è quella di rimozione del vecchio manto erboso, che era in condizioni non adeguate per disputare il campionato di Serie B. Con lo scotico siamo intervenuti con un macchinario specialistico e questa macchina regola la profondità di lavoro in maniera da scarificare il vecchio prato da 1 mm fino a 4 cm di profondità, e simultaneamente il materiale di risulta viene caricato su dei carri e poi portato a smaltimento. Successivamente il secondo intervento prevede l'adeguamento del sottofondo, in particolare il potenziamento del drenaggio e il decompattamento del terreno per permettere alle nuove zolle di poter radicare e a garantire gli standard di drenaggio ottimali richiesti dalla FIGC. Per questo abbiamo svolto 2 interventi. Il primo è quello di carotatura profonda con delle fustelle da 25 mm, prelevando proprio, asportando dal terreno queste carote che poi sono state frantumate, essendo già il terreno dotato di una buona percentuale di sabbia. In secondo luogo abbiamo eseguito i microdrenaggi, e questi microdrenaggi vanno ad intercettare i drenaggi già esistenti e garantiscono la penetrazione delle acque e consentono lo svolgimento delle partite anche sotto forti acquazzoni o successivamente a precipitazioni temporali abbondanti. L'ultima fase è quella di fornitura e posa delle nuove zolle. Vengono fornite zolle di prato erboso che sono coltivate da 12 mesi in vivaio su un substrato specifico composto da sabbia silicea. Questo per garantire sempre gli standard ottimali di drenaggio e la consistenza dell'apparato radicale, che deve essere tale da poter consentire l'installazione di zolle di spessore di 4 cm. La posa viene fatta con questa attrezzatura olandese che è dotata di comandi idraulici che accostano il lembi di una zolla a quella già precedentemente stesa e successivamente rullano il tappeto erboso così da garantire la planarità. L'intervento ha richiesto complessivamente 10 giornate lavorative, 2 giornate per lo scotico, 3 giorni per la preparazione del sottofondo e il livellamento, e infine in 3-4 giornate si fa la posa del tappeto erboso. Infine al 4° giorno verranno fatte le finiture e la tracciatura del campo per prepararlo per la partita.